Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Paladante di Sesto per assistere alla 19ª giornata del campionato di Serie 2 di futsal girone A. Si ripartirà con un fallo laterale in favore della formazione padrona di casa, la conclusione di Ruffine dalla distanza. 3 contro 2, Ruffine per Fortes, la conclusione, la deviazione per il Città di Sesto. Pinto! Il destro di Pinto al volo sul calcio d'angolo, battuto da Nuninho. Ancora Pistoia, 1-0 Città di Sesto. Adesso palla intercettata, Nuninho, il doppia finta, Nuninho per Pinto e c'è il raddoppio immediato sull'errore in fase di impostazione al posto della numero 18 Spagno. Spalla porta alla conclusione, ancora Ezzi in ancora, sempre in fuori laterale. Si abbassa a Square, prova lui il sinistro, la deviazione. Vitigno, il colpo di tacco per liberare molto bene il numero 2 Evandro, poi l'assist e arriva il gol di Pagno. Palla di ritorno, pallone ancora troppo lungo, Antonito la mette fuori, il destro violentissimo del numero 2 Evandro. 27 secondi al termine del primo tempo, Cau col destro, ancora un ottimo Cerri. Già battuto al volo Nuninho col destro. Detto bene, partita fondamentale, ci si gioca buona parte della stagione, solo il palo. Solo va alla conclusione. Prova la conclusione Vandro, palla che termina sul fondo. Vitigno, lo scarico sull'out di sinistra, c'è il rimorchio, la conclusione, il gol. Il pareggio da parte del numero 6 Galindo. Aspetta il movimento di Pinto che rientra sul sinistro e la tripletta personale per Pinto. Calcio d'angolo, movimento, esce fuori Antonito che prova con la destra, palla che termina sul fondo. Ancora Galindo, la conclusione sul primo palo. Adesso palla giocata in profondità, Pagno spara alla porta, arriva a rimorchio, palla fuori, Vitigno la finta, prova il sinistro, palla che rimane là, Ezzi con le mani aperte, poi Pinto può ripartire 3 contro 1, c'è il tocco e poi c'è l'errore clamoroso. La giocata di Pinto che poi vince anche il contrasto, c'è il pallone per Ruffine, ancora Ruffine, il dribbling su Cerri, doppio dribbling Ruffine, il gol col destro del capitano ed è Ruffine. Antonito salta il diretto avversario, la conclusione Ezzi. Pinto, il pallonetto, Ruffine al volo col sinistro, un gran gol ancora di capitano Ruffine. Ancora Antonito, Galindo, il pallone ribattuto da Ruffine, poi c'è la conclusione di Fortes di prima intenzione, si dimena Pippo Quattrini in panchina, palla recuperata ancora da Fortes a porta vuota, Fortes la conclusione e c'è il primo gol di Fortes con la maglia della Città di Sesto. Arriva il sesto gol per la formazione padrona di casa. 4 minuti e 5 secondi, la conclusione, Ezzi la tocca, la manda sul palo, poi con l'esterno arriva il gol di Asquer per il 7-2. Antonito, sempre 1 contro 1 contro Ruffine, si avvicina all'area di rigore, lo scarico, posizione centrale, il destro vicino all'incrocio dei pali, ancora Evandro, prova la conclusione con la sinistra, la palla rimane là, dopo la deviazione c'è il gol di testa. E arriva il time out, arriva anche il rosso. Ruffine mantiene il suo palla, c'è il pressing da parte di Pistoia, palla giocata dentro, Nuninho di testa, poi Fortes, il pallonetto e il gol di Fortes. Termina qui l'incontro tra il Città di Sesto e il futsal Pistoia con il risultato di 8-3.